Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. A Gradisca c'è quarantena per circa 500 studenti e per il personale scolastico dopo 15 casi di positività che sono emersi, almeno uno dei quali collegato a un focolaio Covid di variante inglese. Quarantena per tutti gli insegnanti, alunni e il personale ATA di tutti gli ordinamenti scolastici presenti a Gradisca di Sonzo. È questo il provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dopo i 15 casi di positività al Covid, tra i quali almeno uno è collegato ad un focolaio di variante inglese. Un provvedimento che colpisce, solo tra gli studenti, circa 500 persone oltre al personale. Un provvedimento quindi molto drastico, ma la situazione che la dottoressa Breda del Dipartimento di Prevenzione ci ha illustrato, secondo sua indicazione, secondo suo giudizio, imponeva questa decisione. Per gli studenti si profila quindi il ritorno alla DAD, con l'istituto comprensivo pronto a dare supporto alle famiglie che avranno bisogno di reperire la strumentazione informatica necessaria. Se le famiglie avessero ancora necessità di dispositivi o di schede per il collegamento, l'istituto comprensivo è a disposizione e a loro va inviata la richiesta. Misure restrittive che secondo il vicepresidente della Regione Riccardi si sono rese necessarie per un pericoloso e forte legame epidemiologico con il focolaio di Covid variante inglese emerso nei giorni scorsi in un'azienda monfalconese. Operazioni di contact tracing che in questo caso erano iniziate lo scorso 11 febbraio con 5 casi emersi di variante inglese. Di questi 2 dipendenti di un'azienda di Monfalcone e gli altri 3 loro familiari. 500 dipendenti della stessa azienda sottoposti a tampone molecolare ed estensione dei test anche a 5 istituti scolastici ed altre 3 aziende. Allo stato attuale il focolaio complessivo è di 79 positivi, di cui a 5 è stata rilevata la variante inglese. I contatti stretti sottoposti al regime di quarantena sono circa 90. In generale oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 219 nuovi contagi su 3.462 tamponi molecolari eseguiti e sui test rapidi antigenici 1.177 sono stati rilevati 65 casi, il 3,88% del totale. 8 i decessi registrati, scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva ora a 57, 350 quelli in altri reparti. Le persone in isolamento oggi risultano essere 8.867. Dopo i problemi relativi al diritto alla privacy, cambia la modalità di prenotazione dei vaccini per il personale scolastico. Vediamo. Le prenotazioni per le vaccinazioni del personale scolastico avverranno con la procedura che è stata già adottata per gli operatori del sistema sanitario, ovvero contattando da martedì 23 febbraio le sedi indicate, i CUP, le farmacie e il call center. Lo hanno comunicato oggi il vice governatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, e l'assessore regionale all'istruzione, Alessia Rosolén, a seguito dello stop imposto per motivi di privacy alla raccolta delle adesioni istituto per istituto attraverso i responsabili scolastici. Come hanno ricordato Riccardi e Rosolén, l'adesione alla campagna vaccinale è volontaria. Il siero somministrato è quello dell'AstraZeneca e allo stato attuale, in attesa di eventuali cambiamenti in via di definizione da parte del governo, la categoria a cui è riservato l'uso del vaccino è quella degli under 55. Si tratta di una platea di circa 15.000 persone che riguarda, oltre alle scuole, anche il sistema della formazione, gli istituti tecnici superiori e gli asili nido. La burocrazia ha avuto la meglio sulla ragionevolezza, hanno sottolineato Riccardi e Rosolén, e quindi da una modalità di prenotazione che avrebbe garantito una maggiore fluidità nelle operazioni, siamo costretti a deviare su quest'altra procedura. A tal riguardo abbiamo inviato una comunicazione all'ufficio scolastico regionale per diramare a tutte le articolazioni del sistema dell'istruzione i cambiamenti intervenuti, fermo restando che coloro i quali si erano prenotati con il sistema precedente dovranno rifare l'operazione. E sui vaccini è arrivato il via libera al protocollo d'intesa tra medici di famiglia, governo e regioni che definisce la partecipazione dei medici di base alla campagna vaccinale anti-Covid in corso, un accordo che ha ottenuto l'adesione di tutti i sindacati. Si riunisce in questo momento la conferenza Stato-Regioni in vista del Consiglio dei Ministri convocato per domattina per stabilire le nuove misure anti-Covid in vista della scadenza dell'attuale DPCM.
Occorre un deciso cambio di passo nella campagna vaccinale e per la ripresa economica. Su questo hanno trovato accordo le regioni riunite ieri in conferenza e questa sera incontro in videoconferenza con il governo proprio con le proposte da presentare in vista del Consiglio dei Ministri di domani mattina, dove verranno valutate le nuove misure anti-Covid. L'esecutivo è rappresentato dalla ministra degli affari regionali Maria Stella Gelmini. Tra gli argomenti in discussione anche il decreto legge che vieta gli spostamenti tra regioni in scadenza il 25 febbraio. La proposta di un'Italia tutta arancione del presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini non ha trovato accordi unanimi e tra coloro che non sono d'accordo con il tutto arancione c'è anche il presidente della regione Fedriga, secondo il quale invece è urgente accelerare la riapertura di negozi e servizi considerati sicuri, una valutazione che avvenga sulla base di criteri e studi scientifici che tengano conto della situazione attuale e non solo sulla scorta di quanto già attuato nelle prime fasi della pandemia. Fedriga ha inoltre sottolineato l'importanza che si concretizzino le rassicurazioni sull'assegnazione di fondi da parte del governo, regioni e province speciali per l'esecuzione dei vaccini per il Covid-19 da parte dei medici di medicina generale. Se le dotazioni economiche per questa azione avvenissero solo attraverso un aumento del Fondo Sanitario Nazionale, si creerebbero danni e squilibri intollerabili nei confronti delle regioni che non aderiscono a quel fondo, bensì finanziano la sanità con risorse proprie, ha detto ancora Fedriga. Tra le richieste delle regioni al governo anche l'ampliamento della cabina di regia ai ministri dello sviluppo economico e dell'economia per dosare gli impatti delle decisioni sui cittadini e le imprese e poi sulla scuola l'introduzione di diversi livelli di rischio nel quadro della situazione epidemiologica generale e territoriale al pari di quanto accade per le altre attività. Valanga in Piancavallo ha invaso la pista Salomon appena sotto rifugio Arneri poco dopo le 12, una massa nevosa che si è staccata dal versante meridionale del Monte Tremola attraversando un canale che è spesso un sito valanghivo e da un fronte di circa 40 metri per una lunghezza di scorrimento di circa 300 dal punto di partenza al punto di accumulo. C'è stato l'intervento di 12 tecnici del soccorso alpino di Pordenone e di altri della stazione di Maniago, assieme all'elicottero della protezione civile che fa base a Tolmezzo con un tecnico del soccorso alpino e una unità cinofila, anche le di soccorso regionale sul posto. Dopo le lunghe operazioni di bonifica si è escluso il coinvolgimento di persone. E una 36enne di Trieste è stata soccorsa nel primo pomeriggio di oggi tra le Dolomiti friulane poco sotto Forcella Baldas a una quota di circa 1600 metri. Si era procurata una distorsione alla gamba e non riusciva più a proseguire autonomamente. Restando in montagna, terzo weekend giallo e terzo weekend a tutto esaurito a Sappada. Dalle arrampicate su ghiaccio allo sci nordico, dal fondo al bob e alle ciaspolate, il turismo invernale ai tempi del Covid sembra premiare Sappada al terzo weekend da tutto esaurito. Il sistema turistico di Sappada ha saputo dare dimostrazione di grande compattezza e di grande forza. Nonostante questo periodo sicuramente non facile, causa chiusura impianti, Sappada è comunque riuscita a reagire e sta reagendo e sta cercando di dare al turista quel qualcosa in più, quel qualcosa di diverso, quel qualcosa di alternativo allo sci alpino. Resta comunque la rabbia degli operatori per una stagione che non decolla completamente e sarebbe stata da record per la presenza della neve. Ai turisti non resta altro che accontentarsi, sperando nelle prossime stagioni. Signora, è la prima volta che prova l'approccio all'arrampicata? Sicuramente, questa settimana ho provato tutto per la prima volta, ciaspolata la prima volta, sci alpinismo la prima volta, poi cosa abbiamo fatto? Motoslitta la prima volta. Abbiamo fatto miliardi di cose anche senza fare sci da discesa, era una meraviglia. La rassegna in file dell'Associazione Colonos sbarca in TV con le tradizionali conferenze che cambiano format e vanno in onda su Telefriuli la domenica alle 19:15 a partire da questa sera. Allora ho aspettato un signor Duc su Telefriuli alle 7:15 dopo da notiziari per il primo appuntamento di questa sperimentazione che i Colonos hanno fatto quest'anno, stante l'emergenza sanitaria e grazie anche alla partnership con Telefriuli. Il primo appuntamento alle una delle tre conferenze televisive di infile, che stanno intitolate dagli Stalis agli Stellis,
e che verrà fatta di Angelo Floramo, che dal suo ultimo libro dedicato alla breve storia del Friuli, a cercare appunto di una piccola storia del Friuli, che dal punto di vista di un etiere, di un popolo, che non via dai secoli, è stato un crosere, un incontro e un scontro fra popoli, culture e valori, che dopo hanno definito che è un'identità, che noi diciamo identità furlane, che non sta mai ferme, ma che è sempre in movimento. E il movimento sarà dato anche dalle letture che verranno interpretate di Fabiano Fantini e dalle musiche di Riccardo Pes, che è un violoncellista furlan di nome internazionale. Pareggio in rimonta oggi per l'Udinese a Parma, sotto di 2 reti in 30 minuti. Nel secondo tempo i bianconeri, con i cambi di Gotti che ha inserito Molina, Nestorowski, Okaka e Aweian, hanno cambiato passo e recuperato con le reti di Okaka e di Nighting. Provi lei a perdere a Roma perché ha preso gol al 4° minuto. Il primo tempo è stato di grandissima difficoltà per una serie di motivi in relazione a quello svantaggio. Tutta la settimana che parliamo di questa cosa, oggi riusciamo a fare pure meglio, prendiamo gol al 3° minuto, al primo cross che ti fanno, prendiamo gol, e ci sono degli aspetti, oltre che pratici, alcuni li ho accennati in relazione alle caratteristiche dell'avversario e al come avevamo anche preparato noi la partita, che vengono meno improvvisamente al 3° minuto e tutti cominciano a guardarsi, tante cose non vanno bene, non siamo stati bravi noi nel primo tempo a creare le occasioni per mettere in difficoltà il Parma, che ogni volta che ripartiva invece dava la sensazione di farci male. A maggior ragione, in virtù di tutto questo messo insieme, partire nel secondo tempo e avere la capacità di non buttare la palla là e provare in questo modo, ma crearsi la superiorità numerica in continuazione. Prima cominci a arrivare a 3/4 campo, poi cominci ad arrivare sul fondo, poi cominci a mettere dentro il primo pallone, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto. È stato un risalire la corrente tutti insieme che dà grande soddisfazione a un allenatore che vede una squadra forte, solida per reagire a quella situazione che si era creata. Sconfitta per il Pordenone, la seconda consecutiva, ha perso contro la Reggina in trasferta per 1-0, ora meno 3 punti dalla zona playoff. In conclusione poi i mondiali di biathlon nella giornata finale. Nella mass start Lisa Vittozzi è arrivata quinta, ancora fuori dal podio dunque a Pokljuka. Dorotea Vidre è arrivata all'8° posto, nella gara maschile invece 7° posto per Luca Sofer, che era uscito dall'ultimo poligono in 4ª posizione. La sapadina Vittozzi ha sognato di entrare in zona medaglia fino all'ultimo poligono, da cui era uscita in 2ª posizione, ma poi ha avuto un calo sugli sci e c'è stata la rimonta delle norvegesi che l'hanno superata, così come l'austriaca che ha vinto la medaglia d'oro, Lisa Therese Hauser. Ed è tutto per questa sera, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata, arrivederci.